La toate procesele nu am fost, fiindcă Sostanzialmente la signora Rotaro ringrazia la giustizia italiana. È vero che il Nicoletta non tornerà, però è stata fatta la giustizia e si augura che le bambine possano andare avanti e dimenticare almeno quello che riescono. Le lacrime di Eugenia Rotaru quando sente pronunciare la sentenza che condanna all'ergastolo l'assassino di sua figlia Nicoletta, poi l'abbraccio con le avvocate Tatiana Vigia e Roberta Cerchiaro che l'hanno sempre sostenuta, portando alla luce l'audio che ha incastrato Eric Zorzi. Accanto a lei l'avvocata Tatiana Vigia che l'ha sempre tenuta informata in tutte le fasi del processo e ora commossa traduce le sue parole. Prin insistență, datorită insistenței dumnealor, s-a făcut. Purtroppo non aveva la possibilità anche economica di partecipare a tutte le udienze, però ha partecipato a distanza e si informava sempre come stavano andando le cose. La mamma di Nicoletta ringrazia la giustizia italiana, ma nel suo sguardo velato di dolore il rammarico e la consapevolezza che sua figlia avrebbe potuto avere un destino diverso. Carabinierilor din Abano Terme că Dice di essere rimasta delusa dall'operato dei carabinieri, dai quali si sono rivolti in più occasioni. Lo smarrimento appunto della fotografia sulla tomba di Nicoletta, sull'impossibilità appunto di avere qualche contatto con le bambine. Si augura che tutte le donne possano appunto, le donne maltrattate possano uscire dalle situazioni di maltrattamento.